Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense. Siamo qui oggi per presentare il contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali rapportato all'Agenda 2030. Abbiamo ascoltato delle relazioni estremamente interessanti e viene da chiedersi quindi come proiettare nel futuro i professionisti e gli studi professionali. Le parole d'ordine sono state alta professionalità, formazione e digitalizzazione. Lo hanno detto tutti, lo ripetiamo anche noi da tempo. Ovviamente per declinare queste parole si rende necessario avere una capacità di visione del futuro piuttosto ampia e trasversale. Ampia perché bisogna rapportarsi con i nuovi bisogni della società ed essere competitivi all'interno di essa, e trasversale perché bisogna essere insieme agli altri professionisti. Come stare insieme agli altri professionisti? Sicuramente con delle forme che non sono più le semplici collaborazioni spontanee o temporanee, ma che siano forme di aggregazione strutturata e competitiva sia nel mercato regionale, come noi oggi qui siamo in Veneto, ma anche nel mercato nazionale, e probabilmente bisognerà veramente da adesso in poi strizzare l'occhio anche al mercato europeo. Credo che l'evento di oggi sia la misura di come i professionisti nelle loro diverse identità appunto e professionalità possano stare insieme e stare insieme in una forma utile alla società. Bisogna, diciamo così, rivalutare l'intellettualità delle professioni, non senza dimenticarsi che poi il fine ultimo è comunque quello di rendere un servizio, ma questa versione, cioè questa visione del servizio, non deve essere utilitaristica rispetto all'intellettualità stessa, che rimane l'autentica vera parte originale della nostra professione.